Un picnic per ricordare Alex Marangon, che naturalmente con i genitori Sabrina Bosson e Luca Marangon non ha bisogno di essere ricordato, ma ad un anno di distanza il picnic, che inizialmente si sarebbe dovuto tenere a Mestre a San Giuliano, si è deciso per le previsioni avverse del maltempo di tenerlo agli impianti sportivi di Bonisiolo, dove ci troviamo. Sabrina, come è nata questa idea e perché proprio in questa giornata? L'idea era di ricordarlo, diciamo, di ricordare l'anno che Alex non c'è più. E abbiamo deciso di spostarlo al weekend dopo, perché il 30 era di lunedì. Comunque per me non cambia niente, che sia il 30, che sia l'1, che sia il 2, che sia il 3. È giusto ricordarlo tutti i giorni. Comunque abbiamo scelto questo weekend così, per ricordarlo, perché Alex avevo letto anche su un diario che scriveva: voglio che la mia vita valga la pena di essere ricordata, e questo noi lo faremo, è giusto farlo. E adesso ci addentriamo, andiamo verso l'interno dove... Alex comunque era quello che quando veniva a casa diceva ci troviamo tutti, andiamo a mangiare una pizza, andiamo con gli amici, quindi è giusto ogni tanto ritrovarsi tutti, sarebbe contento. Sabrina, nel frattempo vediamo anche nella maglia che, che stai indossando, una maglia arancione con una frase che ha scritto Alex. Sì, è scritta su un diario, Alex, noi l'abbiamo riportata. Facciamola vedere anche ai telespettatori. Sarà un viaggio indimenticabile, sarà il viaggio di una vita che non ha mai fine. E dietro la tua maglietta c'è la foto di Alex. Ecco, abbiamo visto anche entrando Alex per Verità per Alex. Verità per Alex, perché comunque non c'è ancora una verità per Alex. Comunque c'è ancora omertà, e nessuno vuole esprimersi, stanno tutti zitti, come io ho sempre detto. E non lo so se mai verrà fuori la verità. Io spero di sì, però io sono sempre quella ottimista. Amava troppo la vita per suicidarsi. Possono dire quello che vogliono, noi Alex lo conoscevamo bene e aveva un sacco di progetti sia per l'estate scorsa e sia per il futuro, tant'è che aveva ancora un'auto in Nuova Zelanda intestata a lui stesso. Si era appena fatto arrivare un sacco di strumenti che possiamo anche vederli qua. Ecco, vediamo gli strumenti di Alex. Tra l'altro uno era arrivato da poco dal... Sì, ma tutti e tre sono recentissimi. Questo qua se l'era fatto, è un handpan o tamburo armonico, se l'era fatto personalizzare direttamente all'Inghilterra, non so quanto gli sia costato, so che era arrivata la fattura dello sdoganamento poco fa, ancora l'anno scorso, dopo che era... Vabbè. E poi c'è il tamburo sciamanico. Il tamburo sciamanico, che questo sinceramente non l'ho neanche mai visto suonare da Alex, perché era proprio fresco, appena arrivato a maggio. Personalizzato con l'albero della vita. Sì. E poi qui cosa abbiamo? È l'ukulele. Questo qua si stava dilettando a strimpellare, so che suonava una canzone di Metallica, una dei Linkin Park, era la sua passione. Viaggi, musica, stare in compagnia, quindi niente facesse pensare al suicidio. Esatto. A proposito di viaggi, adesso vediamo un sacco di foto di tanta gente che ha conosciuto e direttamente o indirettamente Alex, e che ha portato con sé nel corso di quest'anno la foto di Alex in tutti i viaggi. Parenti, conoscenti che hanno portato la foto nei loro viaggi, ricordando Alex in giro per il mondo. Alex continua a vivere in giro per il mondo grazie alle persone. Viaggia con loro, con noi. Ecco, quindi questo picnic per ricordare naturalmente Alex e per chiedere verità per Alex.